Buon buon pomeriggio a tutto spettacolo di spettacolo in live per voi. Piacere di Gaspare Vento di Bagheria, cucina per passione. Oggi vi faccio vedere un risotto spettacolo di spettacolo, asparagi e gamberetti. Vi faccio vedere tutta la procedura come si fa. Abbiamo fatto un po' di brodo vegetale con carote, pomodoro, sedano, una cipolla, un pomodoro e i gambi degli asparagi anche qua dentro. Andiamo a mettere da parte, ma non io sto mettiamo qua, che adesso andiamo a fare il nostro risotto in live, un spettacolo, madonna la confusione. E allora ragazzi, olio extravergine, vino bianco, asparagi già puliti, gambero bianco sgusciato, risotto spettacolo e asparagi. La pulizia degli asparagi, ragazzi, io ho tolto i gambi, la parte finale che è un po' più duretta, spaccata a metà così e abbiamo fatto il nostro brodo. Ok? Brodo, come vedete a dire, ci sono i gambi degli asparagi, un gambo di sedano, una, due carote, una cipolla, ho messo anche una fogliettina di alloro e un pizzico di sale. Ok, andiamo a fare il nostro risotto. Un cipollotto scalogno di questa misura, andiamolo a tagliarlo a metà, fallo finemente. Risultato finale, lo spettacolo di spettacolo, ok? Ragazzi, sono interamente di questo, andiamo a mettere olio extravergine di oliva, andiamo a mettere la nostra cipolla scalogna e andiamo a soffiggere la nostra cipolla scalogna. Adesso vi faccio vedere tutto il procedimento, ragazzi, e questa specialità di risotto. Allora, adesso andiamo a togliere le nostre verdure. Abbiamo fatto un brodo vegetale per creare il nostro brodo con risotto, ragazzi. Fatene tesoro di questa ricetta, ragazzi, perché con i prodotti che uso io non potete fare solamente i complimenti alla fine, perché io venevo spettacolo della crema con risotto agli asparagi e gamberetti. Ok, e allora ragazzi, andiamo a soffriggere la nostra cipolla. Andiamo a mettere il risotto, ragazzi, circa 500 grammi di risotto. Andiamo a tossare. E noi abbiamo messo un palaretto, ragazzi, un palaretto spettacolo. Dato un profumo, cipolla e riso, andiamo ad aggiungere mezzo bicchierino di vino bianco, facciamolo sfumare per bene. Andiamo a mettere già un mestolo di brodo vegetale all'interno del nostro riso, anche due. Andiamo ad ammettere tutti gli asparagi puliti, come vi ho detto abbiamo tolto i gambi, ragazzi. Aggiungiamo tutti gli asparagi, la parte tenera all'interno del nostro riso.
Ricordiamo ragazzi che può fare un risotto buono, come ho fatto una volta quello ai frutti di mare, ci vuole un po' di pazienza perché il riso vuole attenzione e preparare del brodo buono. Io lo faccio così. Poi quello che conta, come vi ripeto sempre, è il risultato finale. Abbiamo aggiunto tutta la parte tenera degli asparagi, abbiamo tostato il riso, abbiamo messo un po' di vino bianco, come vedete già. Poi la parte degli asparagi tenera così diventerà una crema. Vedete all'ultimo che gli asparagi sicuramente non ci saranno più. Fate sempre questo movimento con un cucchiaio di legno. Nel momento in cui si asciuga, aggiungere un mestolo di brodo che vi ho detto come si prepara. Brodo caldo sempre ragazzi, se no spessate la cottura del riso. L'importante è questo, avere il brodo caldo accanto in modo tale che il riso non abbassa di temperatura. E mescoliamo sempre. Ripeti la ricetta. Allora, la ricetta ragazzi vi spiego. Abbiamo preso circa 200-300 grammi di asparagi, abbiamo tolto la parte più dura sotto dei gambi e con questo abbiamo creato un brodo vegetale con gambi di asparagi, sena, cipolla rossa, un pomodoro e della carota, un pizzico di sale, peperoncino e circa 100 litri d'acqua. Io ho aggiunto anche una foglia d'alloro a piacere. Abbiamo fatto il nostro brodo, abbiamo tolto le verdure, il nostro brodo è qua. Poi abbiamo messo un po' di olio d'oliva alla fosforescenza, modo da fare. Abbiamo messo dello scalogno, abbiamo tostato il riso, abbiamo sfumato con vino bianco e abbiamo aggiunto i nostri asparagi. Senza mascherina siamo da soli, senza guanti ce lo dobbiamo mangiare noi. Ripetiamo ragazzi che è una cucina amatoriale, tutto quello che cucino lo mangiamo noi, nel mio negozio, senza problemi lo possiamo dire, senza mascherine e senza guanti, che alla fine non verrà venduto a nessuno. È un buon pranzo anche a tutti voi. E chi sta pranzando e chi sta lavorando, buon lavoro. Quando deve fare? Vi farò vedere il risultato finale di sono sotto a sparare il gamberetto spettacolo. Brava la signora Vanessa. Aggiungiamo un mestolo di brodo che abbiamo preparato per il nostro risotto e mescoliamo sempre. Ragazzi, il risultato finale sarà lo spettacolo. Risotto con asparagi e gamberetti. Ricordiamo che quello di là, facci vedere il gamberetto. Questo è un gambero bianco siciliano sgusciato. Per creare questo tipo di ricetta si può usare anche quello rosso, creare un fumé, ma io cerco di equilibrare i sapori e di farlo equilibrato fra gambero, gamberetti e asparagi. Ragazzi, che si inconciano di lusso, lo spettacolo. Se ne da fare del rosso. Guarda chi c'è Camandolo. Vedete che c'è il risotto live. Comincia a fare la sua parte, comincia a scaricare dell'amido. Ricordiamo che quello che conta è il risultato finale, ragazzi. Con i prodotti che uso io, che a parte che metto tutto fresco sia al brodo vegetale che ai condimenti per creare il risotto, tutto fresco. Se fate un risotto di questo, gli invitati che avete a casa lo possono fare solo i complimenti. Ciao Marco. Aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale
che si è collegato adesso, prodotto fatto da me, ho un prodotto freschissimo, spettacolo. Sì. Si vede che già il nostro risotto comincia a scaricare l'amido. Non siamo a fine cottura, però siamo quasi a metà. Ragazzi, ripeto a dire, la diretta è un po' lunghina perché il risotto non è come un piatto di pasta. Ci sono degli accorgimenti più particolari e di cotture più lunghe rispetto ad un primo piatto di pasta. Però un risotto, ragazzi, credo che alla fine vi farò vedere un risultato finale spettacolare. Quando si asciuga aggiungiamo un mestolo di brodo di cottura del brodo vegetale che abbiamo preparato. 433 live, vi saluto sempre tutti. Ti fanno tantissimi complimenti. Grazie sempre ragazzi, ripeto a dire che io non sono un cuoco e nemmeno chef, ho una passione per la cucina e più che altro di sponsorizzare la mia tela e i nostri prodotti, che credo che non hanno niente da invidiare a nessuno. Number one Sicily. Adesso facciamo anche un grande saluto, che siamo in diretta, non dove a tutti i meccanici della scuderia di Maranello, Lo Vita, le Ferrari, ce n'è per nome, ma dove fare? A scuderia Ferrari, ciao a tutti ragazzi, vi saluto. Devo mandare anche un altro saluto sotto la cassa c'è un bigliettino che devo mandare un saluto a un bar di Palermo. Mandiamo anche questo saluto a questi ragazzi. E vediamo sempre no alla Guesa. C'è un bigliettino, si me lo dai ragazzi. Purtroppo questo periodo ci razzista a tutti noi. Diciamo anche no alla guerra. E allora salutiamo il. Ma che me lasci? Ma che me lasci? Non è quello. C'è Callera, c'ho lo professore, ma non è vero. Un numero di telefono Maria. Chiama lui per accompagnare il mese. Allora saluto il caffè di Cotico, Nandolino e Massimo di Palermo. Ora c'è sì. O padrone web però c'è concepire, lei c'è coppa per sale. O sa la caccia vuole. Quando da fai, guarda il suo presente detto, guarda tutto questo spettacolo. Lei che cerca, quando da fai, ma che crema c'è? Maronnero Carmen. Aggiungiamo sempre un mestolo di brodo vegetale fatto da noi, ragazzi, ci vuole pazienza pure solo. Stiamo per finire. All'ultimata cottura ultimata aggiungiamo i nostri gamberetti, facciamo una bellissima presentazione e poi andiamo alla nostra e alla vostra salute. Quando siamo a Masterchef sarebbe bellissimo andare a Masterchef ragazzi, però come sapete non è cosa da tutti, io ho un lavoro. Però abbiamo un tename di Masterchef. Sì, questo. Questo è di Masterchef, vedete ragazzi? Io potrei fare Masterchef perché non ho una scuola di cucina, assolutamente no. Non ho fatto mai scuola di cucina e nemmeno ho lavorato mai in un ristorante. Tutto quello che vedete è passione mia. Ok? Aggiungiamo, stiamo finendo ragazzi, stiamo per finire. Madonna che buono ragazzi. Lo spettacolo. Quanto siamo in live? 473.
Salve, buongiorno! Un spettacolo in live un risotto, ma andate a fare? Quante cuoricine, quanti saluti, io vi saluto tutti ragazzi. Stiamo per finire, un altro paio di minutini e farvi vedere il risultato spettacolo del risotto con asparagi e gamberetti. E che profumo. Un po' di peperino lo aggiungiamo adesso. Siamo quasi ragazzi. Madonna che buono. Ragazzi, è spettacolo. Ricordiamo sempre la pazienza per un buon risotto ragazzi. Non avete premura. Fate le cose con comodo, tanto quando si cucina per casa, come diceva una sono assolutamente. Io lo sto facendo in diretta per farvi vedere tutti i passaggi, ma non è facile fare una diretta di un risotto. Io cerco sempre di farvi vedere tutto quello che aggiungo senza tagliare né aggiungere video passati. La diretta è bella per questo. La diretta non si può giocare. La diretta è diretta. Passiamo un po'. Vediamo se ci siamo di cottura. Aggiungiamo un po' di sale. Ok. Aggiungiamo i nostri gamberi adesso. Quanti siamo ragazzi? Quanti siamo? I nostri gamberetti come vedete, abbondanza. Gambero bianco fresco sgusciato a mano. Facciamo fare circa un minutino e il nostro risotto asparagi e gamberetti è pronto ragazzi. Metteremo una fogliolina di menta per portare un po' di profumo e freschezza. Abbiamo spento. Mantechiamo ancora. Dai, cerchiamo dove. A fuoco spento ragazzi, cerchiamo di mantecarlo per un altro minutino che siamo pronti. Ok, mettiamolo qua. Madonna Carmine, che crema! E allora ragazzi, quando devo fare, che cerca? Un spettacolo di spettacoli ragazzi, una fogliolina di menta alla crema ragazzi, assaggino live in diretta per voi
Guarda, che cerchiamo, dove fa? Ragazzi, favoloso, favoloso. Spettacolo di spettacolo di Ecce delle Caspere. Risotto con la specie e gamberetti. Ciao.